Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Allarme di imprese e gestori balneari dopo lo stop del governo ai ristori regionali per il ciclone Harry e la frana di Niscemi. La giunta Schifani parla di tecnicismi, ma le opposizioni alzano la voce. E dopo il milione di no al referendum in Sicilia si apre la sfida Schifani-Mulè. Marina Berlusconi chiede discontinuità e volti nuovi anche nella nostra regione attraverso le parole dell'ex compagna del Premier, Francesca Pascale. Corleone aveva tentato un depistaggio, il 18enne finito in carcere per aver violentato la ragazzina di 13 anni. Prima l'ha riaccompagnata dalle amiche, poi ha provato a incolpare un altro giovane. A Palermo 100 ragazzi con il trolley protestano al Teatro Massimo contro l'emigrazione forzata degli under 35. Vogliamo, insistono, lavorare e studiare in Sicilia. Domenica delle Palme, anche nella nostra regione, i fedeli invocano la pace, con in mano palme e ramoscelli d'ulivo. A Ragusa affascina Maurizio Mastrini, il pianista scalzo che dopo 1000 concerti in tutto il mondo ha suonato in anteprima a capelli, come la sua lunga chioma, come vedete, voluta per nascondere la timidezza. Calcio, vittoria e segnali, un gol di Bruzzaniti regala l'affermazione del Catania con il Latina. Primo successo per Viali, perde la Salernitana, i 3 punti servono a blindare il secondo posto. Bentrovati, lo stop ai ristori regionali per il ciclone Harry e la frana di Niscemi da parte del governo mette in allarme imprese e gestori balneari siciliani. La giunta Schifani parla di tecnicismi, ma le opposizioni alzano la voce. Luca Ciliberti. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, non le manda a dire sull'impugnativa del Consiglio dei Ministri ai fondi regionali stanziati per l'emergenza maltempo per il ciclone Harry e il caso diventa subito nazionale. Ma come l'Assemblea siciliana dà un segnale importante per famiglie che io ho visitato e incontrato, con cui ho parlato, sono in difficoltà sulla costa orientale, a Niscemi. È una situazione drammatica e addirittura il governo non solo non interviene tempestivamente, non solo Musumeci non si assume le sue responsabilità di spiegarci come mai, ad esempio, a Niscemi non si è intervenuti per tempo e addirittura si permettono di impugnare i fondi stanziati per le famiglie in difficoltà, per le imprese in difficoltà. Questa, ripeto, è una sconcezza morale e politica. I ristori ammontano a quasi 41 milioni di euro. Molti di questi contributi sono già stati erogati, mentre di recente il bando è stato riaperto per erogarne altri. Inevitabile la preoccupazione dei beneficiari che temono adesso di dover restituire le somme già spese di fatto. Tecnicismi. Le norme impugnate riguardano l'esenzione della presentazione del DURC e l'esenzione del pagamento dei canoni di concessione del demanio di competenza regionale. La regione siciliana con una nota spiega che l'impugnativa non riguarda l'impianto complessivo degli interventi ed è già al lavoro per i correttivi con Roma, ma la notizia viene strumentalizzata politicamente nonostante le rassicurazioni dei partiti di governo. Le opposizioni attaccano Schifani e Meloni e parlano di 2 pesi e 2 misure. Ismaele Lavardera addirittura ipotizza una sorta di ritorsione politica del governo centrale alla Sicilia, che è stata una delle regioni che ha votato no al referendum. Intanto, a 2 mesi dalla frana a Niscemi, il sindaco chiede pazienza ai tanti che aspettano di tornare nelle proprie abitazioni. La ripartenza nel paese devastato tarda ancora. Gerry Italia. 2 mesi dopo la frana a Niscemi tanta gente attende ancora il via libera per rientrare nelle proprie abitazioni e il sindaco Massimiliano Conti torna a parlare ai cittadini con una diretta social chiedendo pazienza. Prima di ogni decisione definitiva servono nuovi studi sulla zona rossa tra i 50 e i 100 metri dal fronte della frana, ancora evacuata in via precauzionale. Da oggi diversi droni sorvolano l'area per mappare con precisione il fronte della frana. L'obiettivo è ridisegnare i confini e creare un modello tecnico su cui basare la futura ricostruzione. Intanto arriva una prima risposta per gli sfollati. Pubblicato il bando per 25 alloggi a canone sostenibile destinati alle famiglie rimaste senza casa. Ci sono alloggi soprattutto riservati alle persone con disabilità, con invalidità, con la presenza di anziani, famiglie numerose chiaramente, quindi
Questo bando è aperto fino al 3 di aprile, quindi è velocissimo. Vogliamo subito dopo Pasqua poter assegnare gli alloggi a coloro i quali ne hanno diritto. In queste ore è in pagamento anche la seconda mensilità del contributo per l'autonoma sistemazione degli sfollati. Proseguono intanto anche gli incontri con le attività produttive duramente colpite, mentre sul fronte scuole arriva un altro intervento. Verranno realizzati nuovi moduli scolastici prefabbricati, 2 milioni di euro per riunire in un unico polo le scuole oggi disperse. Sul fronte viabilità al via gli interventi per la messa in sicurezza delle strade provinciali 82 e 35, fondamentali per i collegamenti con la piana di Gela. Tra promesse, cantieri e attese, Niscemi prova a rialzarsi, ma per chi ha perso tutto, il ritorno alla normalità resta ancora lontano. Torniamo alla politica. La solenne bocciatura della riforma della giustizia in Sicilia rompe gli schemi all'interno del partito di Forza Italia. Marina Berlusconi, attraverso le parole dell'ex compagna del Premier, Francesca Pascale, chiede discontinuità e volti nuovi. In Sicilia intanto si apre la sfida Schifani-Mulè. Luca Ciliberti. Forza Italia è una polveriera. La vittoria del no al referendum mette a nudo tutti i veleni di una classe dirigente divisa al suo interno. A livello nazionale il segretario Antonio Tajani è nell'occhio del ciclone per la sua gestione. Marina Berlusconi chiede discontinuità e la Sicilia, che rappresenta uno dei più importanti bacini elettorali del partito del Cavaliere, non fa eccezione. Per quanto mi riguarda, questa storia delle tessere è completamente fasulla. Sono tessere pilotate che servono semplicemente a questa classe dirigente a chiudersi in norme della vecchia, proprio un atteggiamento della vecchia politica. Serve a Tajani per essere riconfermato e serve a quegli amici di Tajani che fanno i coordinatori regionali per essere riconfermati. La Meloni è al 30% e ha 250.000 tessere. Forza Italia credo sfiori il 6-7% e ne ha altrettante. È chiaro che c'è qualcosa che non torna. La Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, tornata sotto i riflettori all'indomani dei risultati del referendum, condivide e amplifica le parole della figlia del Cavaliere. Per questo motivo in tanti ritengono che la sua sia ormai la linea di Arcore. Rottamazione della vecchia classe dirigente, apertura ai giovani e ai temi di interesse comune che fanno parte della tradizione dei liberali e dei popolari. Nell'isola la partita è tra Renato Schifani e Giorgio Mulè. È stato bravissimo, è stato chiaro, ha l'abitudine di parlare in video con un linguaggio semplice secondo me e spero vivamente che possa prendere le redini di un partito che ormai è chiaro, che ha bisogno a tutti, che ha bisogno di essere risanato. Oggi sulle pagine di Repubblica Giorgio Mulè dichiara chiaramente che il partito in Sicilia è da commissariare fino alle prossime elezioni nazionali e regionali. Parole non leggere che il vicepresidente della Camera, abituato a pesare anche le virgole, non sembra aver gettato in pasto alla stampa a caso. Lasciamo la politica, parliamo d'altro, la violenza sessuale nel Corleonese. Il 18enne finito in carcere aveva provato a depistare gli investigatori e sconcerta il racconto dell'orrore della ragazzina trascinata in una strada buia e abusata. Marco Gullà. Mi hanno stuprata, la voce che tremava, il pianto di disperazione. La ragazzina di 13 anni, violentata in un paesino nel Corleonese durante una festa di carnevale, ha avuto la forza di raccontare tutto alle amiche. Doveva essere una serata di festa, tra i carri e i travestimenti per il carnevale. Ma per la ragazzina tutto è diventato un terribile incubo. Si era allontanata un attimo dalle amiche per cercare il fratello e si è ritrovata in balia di un 17enne che l'ha violentata e picchiata all'interno di un vicolo buio. Poi l'aggressore ha pure provato a depistare, ha preso la vittima sotto braccio e l'ha riaccompagnata verso le amiche. Poi ha provato anche ad incolpare un amico, ma intanto la ragazzina stringeva il pugno chiuso attorno al pollice. È il segnale d'aiuto per chi è rimasto vittima di violenza. Le amiche l'hanno subito soccorsa portandola in ospedale e avvertendo i carabinieri. Ora il giovane, intanto divenuto 18enne, è stato arrestato con accuse pesanti. C'è un video che riprende l'aggressore e la sua vittima mentre vanno verso il vicolo dove si è consumata la violenza. Gli investigatori hanno estratto una sequenza di immagini dalla telecamera di un negozio. L'aggressore indossava una tuta blu da meccanico. I riscontri, ancora più importanti, sono arrivati dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Addosso alla vittima sono state trovate tracce biologiche chiaramente riconducibili al giovane finito in manette. Catania distrugge casa e minaccia di morte la madre e la sorella. Trentenne è arrestato dalla polizia per maltrattamenti e tentata estorsione. Tonino De Mana.
Distrugge in casa mobili e suppellettili e tenta di aggredire la madre e la sorella, pretendendo soldi che sarebbero serviti per comprarsi la droga. Un trentenne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia di Catania con l'accusa di maltrattamento in famiglia e tentata estorsione. Girava in casa a Librino con una mazza da baseball e all'ennesima minaccia di morte seguita da atteggiamenti violenti, le due donne sono scappate via in strada rifugiandosi dentro l'auto. Da Viale Castagnola è così partita la richiesta di intervento con gli agenti delle volanti che hanno subito fatto irruzione nell'abitazione, trovando l'uomo già ristretto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, comodamente seduto sul divano davanti alla TV e con la mazza da baseball ancora tra le mani. Il trentenne, quasi stupito per l'arrivo della polizia, non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato direttamente in carcere. A Palermo, manifestazione contro l'esodo dei giovani. 100 trolley al Teatro Massimo per dire basta all'emigrazione forzata degli under 35. Siamo stanchi, vogliamo lavorare e studiare nella nostra terra, dicono i manifestanti. Marco Gullà. 100 under 35 con le valigie al seguito, sui loro trolley simbolo del declino demografico della Sicilia e della fuga delle giovani generazioni dei cartelli con i nomi di 100 città estere. Una manifestazione singolare, quella andata in scena a Palermo davanti al Teatro Massimo. Siamo stanchi di sentire l'emigrazione giovanile dalla Sicilia raccontata come un fenomeno naturale, dicono i giovani costretti ad abbandonare la propria terra per cercare lavoro in altre città. I giovani che ogni anno lasciano la Sicilia, ogni anno migliaia di giovani lasciano la Sicilia, stanno svuotando questa terra. Noi siamo qui non solo per la protesta ma per la proposta. Chi riesce a restare nell'isola guadagna in media 1.549 euro netti al mese a 3 anni dalla laurea, contro i 1.735 del nord-ovest. I giovani che lasciano la Sicilia per cercare condizioni migliori sono spesso i più formati. Tra il 2002 e il 2024 quasi 350.000 giovani laureati under 35 hanno lasciato il mezzogiorno. Fuori io facevo l'ingegnere spaziale per un'azienda spagnola, poi successivamente sono rientrato in Toscana alla Leonardo e poi ho avuto la fortuna di trovare un'azienda qui a Palermo che mi consente di lavorare in smart working. Compresi i miei figli, io ne ho 2 che lavorano su a Milano. E quindi, poiché ho sofferto molto di questo loro allontanamento forzato, perché è forzato, e quindi io mi auguro che per gli altri ragazzi non avvenga più questo. Sono consapevole che non decisamente a Milano, ma sicuramente fuori alla Sicilia o al nord Italia o fuori. Io ho studiato e sto continuando a studiare, ma le prospettive che vedo qui in Sicilia sono veramente minime. E adesso dai giovani ai pensionati non possiamo scaldarci o comprare le uova di Pasqua ai nostri nipotini, perché i rincari gettano nello sconforto i pensionati che sono costretti a tante rinunce per cercare di fare quadrare i conti, soprattutto dopo l'inizio della guerra in Iran. Tonino De Mano. Cosa ha comprato? Fave e mandarine. Fave e mandarini, che porta con sé utilizzando un carrellino che si muove sul disastrato marciapiede di Via Verdi a Catania. Questo pensionato è l'immagine simbolo di una categoria in sofferenza. C'è chi non può più riscaldarsi, chi rinuncia a beni di prima necessità e chi non può neanche comprare le uova di Pasqua ai nipotini. I pensionati, un tempo salvagente delle famiglie e salvadanaio per i bambini, scoprono ora l'amara realtà della crisi, resa ancor più insostenibile dall'ultima raffica di rincari energetici e non solo, legati alla guerra in Medio Oriente. Appena è scoppiata la guerra in Iran, già dall'indomani è aumentato la benzina, è aumentato tutto. Per il popolo degli invisibili, così almeno si definiscono, sono davvero tempi duri. È una Pasqua, diciamo così, di fame, in quanto siamo a pochi giorni dalla Pasqua e non ci sono neanche soldi per poter comprare l'uovo di Pasqua ai nostri nipotini. Dobbiamo risparmiare, chiudere. Ci prendiamo il freddo, però si pagano sempre ugualmente le tasse. Qual è l'ultimo lusso che si è concesso? L'ultimo lusso che mi sono concesso è che i miei figli hanno fatto il compleanno e ci siamo andati a mangiare una pizza. E scende in campo Alleanza Pensionati che chiede di calmierare i prezzi. I pensionati hanno bisogno di altro. Chiediamo subito un intervento che possa essere un paniere sui beni di prima necessità. Poi la proposta. Lanciamo un bellissimo progetto. Negozio amico, un negozio dove
sarà fatto uno sconto ai pensionati che vengono ad acquistare. Un piccolo aiuto per cercare di fronteggiare la crisi. Rispetto e riconoscenza per chi ha contribuito al boom economico e al miracolo italiano sarebbero d'obbligo. Con la Domenica delle Palme si apre la Settimana Santa, anche in Sicilia chiese piene di fedeli con in mano palme, ramoscelli d'ulivo. Papa Leone si affida a Maria attraverso le parole di Don Tonino Bello, con la speranza che si arrivi alla pace. Francesco Aloi. Gesù entra a Gerusalemme accolto da una folla festosa, con in mano i ramoscelli d'ulivo. È la Domenica delle Palme. Da San Pietro il monito di Papa Leone, che ripete per ben 7 volte che Gesù è il Re della pace, affidandosi a Maria attraverso le parole di Don Tonino Bello. Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che nonostante tutto la morte non avrà più presa su di noi, che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. La speranza è che la Pasqua possa portare la pace nel mondo. Intanto, come sempre, per le solennità, le chiese sono piene. Adulti, ragazzi, tutti in preghiera. Ho visto stamattina la chiesa gremita e mi sono sorpresa, anzi, mi ha fatto tanto piacere, specialmente dai bambini. Sì, è importante venire alla Domenica della Palma, per me Dio è nel cuore. Davanti ad ogni chiesa ci sono le immancabili bancarelle che diventano tappa quasi obbligata prima di partecipare alla messa. Palme o ramoscelli d'ulivo però non devono trasformarsi in amuleti, ma sono segni che ci invitano ad accogliere Gesù nella nostra vita. I segni della nostra tradizione che ci rimandano alla parola di Gesù. Speriamo che vengano osservati e sentiti da tutti come simboli di fraternità. Intanto viviamo la Settimana Santa, dono immenso per la Chiesa, tempo in cui la liturgia diventa esperienza viva del mistero di Cristo. Un tuffo per l'autismo. In 8 città italiane anche quest'anno torna l'abbracciata collettiva e a Siracusa e in Basca sono in tantissimi, sportivi e non, per una maratona di nuoto di 30 ore. Francesco Aloi ancora. La sensibilizzazione sull'autismo passa anche da questa piscina. Io personalmente partecipo da più di 6 anni, ho un grandissimo piacere e ogni anno a partecipare. È una cosa molto importante e secondo me è un modo anche per sensibilizzare chi fa finta che non esista. Manifestazione importantissima a cui partecipo anch'io da tanti anni. Hai il fiatone, quante vasche hai fatto? Troppe. Come ogni anno è arrivato il fine settimana della bracciata collettiva, almeno 15 minuti in vasca per una maratona aperta a tutti, che dura 30 ore, in contemporanea in 8 città italiane. Siracusa è l'unica in Sicilia. È veramente importantissimo, soprattutto per sostenere associazioni come la TMA e cause di questo tipo. Ed è proprio l'acqua il motore principale della TMA, metodo Caputo Ippolito, una particolare terapia che la fa diventare un attivatore sensoriale, emozionale e motorio. Lo faccio da molti anni con i TMA, con il nuoto, con anche il laboratorio di cucina e tutte altre cosine, facciamo cose belle. Chi meglio di me può vedere questo percorso da entrambi i punti di vista, sia genitoriale che da terapista. Ogni metro percorso significa avvicinarsi sempre più al mondo dell'autismo. A Ragusa adesso, dopo quasi 1000 concerti nel mondo, l'eclettico pianista umbro Maurizio Mastrini presenta proprio a Ragusa in anteprima Capelli, il suo nuovo autoritratto musicale suonato a piedi scalzi. Veronica Barbarino. Non sono solo note, sono visioni. Il pianoforte nelle mani di Maurizio Mastrini smette di essere uno strumento a tasti per diventare un corpo, da accarezzare, percuotere, interrogare e da suonare a piedi nudi. A
Siracusa. Dopo oltre 980 concerti nel mondo, per la stagione melodica il fenomeno umbro, che cammina sul filo sottile tra disciplina e follia creativa e che ha sfidato i canoni suonando spartiti al contrario, presenta in anteprima il suo nuovo viaggio discografico Capelli, ispirato proprio alla sua lunga chioma, corazza per nascondere la timidezza. Il mio diario quotidiano è il pentagramma e mi piace sorprendermi, dunque è una mia necessità lo sperimentare, non lo faccio per vezzo o per mostrarlo agli altri. Da oltre 30 anni la stagione melodica diffonde la musica attraverso un'offerta culturale variegata. La nostra mission è più sulla musica classica. Vogliamo anche offrire al nostro pubblico delle proposte un po' più originali e un po' diverse, proprio per diffondere la cultura musicale in generale. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la vittoria del Catania in trasferta a Latina e poi le partite di oggi di Siracusa e Trapani, sempre fuori casa. State con noi, vi aspettiamo. Il Catania batte il Latina con un gol di Bruzzaniti. Vialli si regala così la prima vittoria sulla panchina etnea. Marco Carli. Vittorie e segnali, anche se ancora c'è da migliorare. Il secondo gol in 2 partite di Bruzzaniti, che con Vialli sembra aver ritrovato la sua dimensione, regala, complice una deviazione, il successo al Catania, battuto in Latina. Un segnale arriva da Potenza, dove la Salernitana perde malamente. Poi c'è la prestazione. Buon approccio del Catania, ma primo tempo che poi diventa simile a quello visto col Casarano. Porro manda il pallone di poco fuori e subito dopo Dini deve salvare il risultato sul colpo di testa di Parigi. Al primo episodio magari complicato, sono cominciate troppe mischie, troppi calci piazzati, si è abbassato il ritmo della gara e noi dobbiamo essere bravi a cambiare questa inerzia, invece abbiamo accettato questo tipo di partita, quindi ritmo basso, molte mischie, partita sporca che chiaramente va più a vantaggio del Latina. Poi nella ripresa Vialli si gioca la carta Caturano, tenuto in panchina nel primo tempo e unico attaccante di ruolo in questo momento disponibile. La scelta di Caturano proprio per quello che poi è successo nella ripresa, nel senso che se avessimo sporcato in questo modo il primo tempo, in panchina io non avevo possibilità di cambiare l'inerzia della gara con un altro attaccante che in questo momento non ho. Quindi ho voluto giocarmi la possibilità, le partite si possono vincere all'inizio, ma si possono vincere alla fine. E la partita della ripresa è un'altra, quella che voleva il Catania. A parte il gol di Bruzzaniti, si gioca costantemente nella metà campo dei laziali. C'è però il rischio finale, con Silla che non riesce a deviare in porto un cross di Fasan. Finisce così, con 3 punti pesanti sulla strada che porta ai play-off. Esami in trasferta oggi per le altre 2 siciliane di Serie C. Il Siracusa gioca ad Altamura, il Trapani a Foggia. Sergio Colosi. In linea d'aria sono quasi 110 chilometri. Sull'asse pugliese Altamura-Foggia, Siracusa e Trapani si giocano buona parte delle speranze di salvezza. Sfide cruciali, forse decisive, che impegnano le ultime 3 dell'attuale classifica e una ancora in corsa per i play-off. In campo team Altamura-Siracusa e Foggia-Trapani, partite in cui il pareggio conta poco. Senza l'infortunato Arditi, la squadra di Turati, dopo il Picerno, insegue la seconda vittoria consecutiva, la quarta in 6 giornate. 22 convocati, assenti anche Bonucci, Di Gesù, Falla, Gudelevicius e Monreale. In attacco Staffetta, Sbaffo, Contini. Torna Riccardi che ha scontato la giornata di squalifica. Altamura privo di Curcio all'ultima chiamata per la zona play-off. Foggia Trapani è un'altra finalissima, Granata allo Zaccheria per vincere e poi attendere l'esito dell'udienza di martedì. Tra i pugliesi senza vittorie da 2 mesi e mezzo, assente il capitano Garofalo. Aronica si affida a un 4-2-3-1 altamente offensivo. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie è per le 20, grazie per averci seguito e ancora buona domenica.